Buongiorno a tutti, sono Giacomo De Stefani e vice segretario di Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare. Un saluto da parte del presidente Giuseppe Fedalto, che è impegnato in un'altra iniziativa in contemporanea fuori città. Siamo qui intanto vi ringrazio e benvenuti in Camera di Commercio per questa che è l'ultima, credo, tappa della roadmap che la Regione, grazie all'assessore con i suoi collaboratori, la Regione, dicevo, sta facendo per presentare questi bandi sul tema delle imprese culturali. Sappiamo che è un settore in continua crescita, in continua evoluzione, lo testimonia il fatto che oltre a voi così massicciamente presenti, altri vostri colleghi nelle altre province hanno presenziato alle riunioni in cui sono stati sviluppati i temi di questi nuovi bandi e sono stati presentati questi nuovi bandi, cosa che accadrà ancora. Ci sono i tecnici collaboratori dell'assessore per spiegarci la parte operativa, proprio la parte tecnica, come presentare le domande, a chi devono essere rivolte e quali sono soprattutto i target di impresa che saranno colpiti da questo tipo, che saranno supportati da questi bandi regionali. È un'iniziativa sicuramente importante in un momento in cui sappiamo tutti le risorse pubbliche stanno venendo sempre meno, minor misura, minor quantità. Devo dire che questa è un'iniziativa regionale assai importante, anche innovativa per certi versi, lo dirà meglio l'assessore, e viene in un momento di estrema difficoltà per il nostro paese che a poco sta crescendo, sta ripartendo. Questo, devo dire, è una ottima risposta per tutte le imprese del territorio. Non mi resta altro che augurarvi buon lavoro e passo la parola all'assessore Corazzani. Grazie a tutti, buongiorno, un ringraziamento a voi tutti per essere qui presenti, un ringraziamento particolare all'Unione Camere del Veneto, alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, qui appena rappresentata e introdotta dal dottor De Stefani. Io sono l'assessore alla cultura dall'inizio di questa nuova legislatura e con questa serie di incontri ho il piacere di approcciarmi nei confronti di voi operatori del mondo della cultura per introdurre un argomento che ritengo sia molto interessante. Sicuramente quindi è anche un momento di contatto tra di noi per poter cominciare a conoscerci e rapportare quello che è un po' il mondo della cultura e di coloro che operano in questo meraviglioso settore con l'istituzione regionale. L'occasione ci è data appunto da questa serie di incontri informativi riguardanti le possibilità di finanziamento offerte dal POR FESL 2014 e 2020. Abbiamo per la prima volta una opportunità, ovvero quella di poter gestire delle risorse, fondi europei che ammontano a circa 11 milioni di euro, che saranno dedicate al settore culturale. Ritengo che questa già di per sé rappresenti una novità, un'innovazione, un cambio di filosofia di fondo che va d'accordo, che va oltre che capito, metabolizzato e sicuramente approfondito in modo tale che possa essere colta come opportunità fattiva e concreta per quelle realtà che vi potranno aderire. Questa serie di incontri, è stato detto bene prima, si è svolta su tutto il territorio regionale, abbiamo sempre avuto il supporto delle Camere di Commercio e devo dire che vi è stata una particolare attenzione anche oggi, che giorno post festivo magari le presenze non erano neanche così scontate, ma sono a dimostrare che l'interesse c'è.
l'interesse c'è, anche gioco forza, dobbiamo dirlo, perché avrete assistito tutti a quelle che sono state le vicende dell'ultimo bilancio regionale, che hanno visto un momento di sofferenza rispetto a quelle che sono le risorse tra virgolette ordinarie dedicate al settore della cultura, e quindi questo impone anche la volontà e la necessità di aprire nuovi orizzonti e ampliare quelli che sono le usuali forme di reperimento di risorse. In questo senso l'attenzione e l'interesse penso sia ben indirizzato. Io vorrei fare qualche piccola introduzione di natura semplicemente anche statistica, per dare un po' il senso di quella che è l'importanza anche del settore della cultura, che viene valorizzata e sottolineata proprio con la possibilità di accedere a questo tipo di risorse e di fondi da parte del mondo della cultura. Infatti l'inserimento di interventi riferiti al settore dell'imprenditoria culturale, in particolare alla sua effettiva ricaduta in termini economici e occupazionali, nasce da un percorso che ha visto una maturazione e crescita del nostro ente, che ha portato alla consapevolezza che la cultura è impresa e crea economia. Questo ce lo diciamo sempre, però per troppo tempo è stata concepito il mondo della cultura e l'insieme delle attività culturali unicamente come una voce di spesa. Ora, nel momento in cui invece si va ad interpretare tutto questo mondo inserendolo in un contesto imprenditoriale, possiamo anche valorizzare e sottolineare in modo maggiore quelle che sono le ricadute in termini di indotto che questo settore porta al territorio. E si tratta di numeri interessanti, perché i dati emersi da studi di settore hanno dato conferma dell'importanza che il settore culturale riveste per il territorio, e quindi dell'importanza in un momento come questo in cui tutti i settori economici stanno cercando con grandi fatiche di uscire da una pregressa situazione di crisi. Alcuni dati, dicevamo: le imprese culturali e creative in Veneto rappresentano l'8,7% del totale nazionale del settore, contando un numero registrato di circa 40.000 unità, quindi un numero assolutamente non trascurabile. A maggior ragione la ricaduta economica prodotta da queste imprese sul nostro territorio è pari all'8% del PIL regionale, rispetto ad una media nazionale del 7,5%. Questo ci dice che la regione Veneto in particolare è una regione dove il settore culturale incide in maniera proporzionalmente maggiore rispetto al resto d'Italia, quindi è una regione che fa cultura. L'occupazione creata dal sistema culturale in Veneto si attesta su un valore medio del 7% rispetto alla media regionale, e anche questo direi che è assolutamente un dato di tutto rilievo. Quindi questi dati sono stati fondamentali per acquisire la consapevolezza del settore e avviare un lavoro più strutturato a livello istituzionale, seguendo una strada che è stata condivisa non solo a livello nazionale ma soprattutto a livello comunitario. E infatti mi giova citare quelle che sono state un po' le particolari intenzionalità, le particolari norme di indirizzo in questa direzione da parte anche delle istituzioni europee, laddove nel libro verde vengono già citate le industrie culturali e creative come un potenziale da sfruttare, questo già nel 2010. E abbiamo in più una risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 che parla di valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione. Quindi, come avevo anticipato, questo lavoro è stato indispensabile per dimostrare la strategicità del settore e creare uno spazio dedicato alle industrie culturali e creative. E quindi questo ci ha permesso di ritagliare una riserva pari ad un budget di circa 11 milioni di euro dedicati, che saranno distribuiti nei prossimi anni fino al 2020, per quanto riguarda appunto questo settore delle imprese culturali e creative. La definizione su cosa sono, chi può accedervi, verranno poi descritte dettagliatamente
dai miei collaboratori. Qui abbiamo la dottoressa Di Gregorio, dirigente del settore cultura, il dottor Decimo Polognato, e la dottoressa Beatrice Gabilara, che poi sarà anche questo un momento importante per potersi confrontare, per poter sciogliere eventuali dubbi e richieste di informazioni. Quindi, al di là di quelle che sono valutazioni su questo nel dettaglio, che poi verranno chiarite, vorrei semplicemente sottolineare come questi bandi che oggi andiamo ad illustrare per quelle che riguardano i criteri di fondo, e quindi questa è una prima serie di incontri che servono per stabilire un contatto e per riuscire a dettare quelle che saranno le linee fondamentali, i criteri fondamentali che saranno sottesi ai bandi. La formazione, la strutturazione di questi bandi avverrà nei prossimi mesi, anzi nelle prossime settimane, è già in corso, perché intendiamo arrivare alla pubblicazione prima dell'estate, e perciò per noi sarà a maggior ragione molto importante anche avere un confronto con voi operatori e poter assimilare quelli che possono essere eventuali input per riuscire a costruire un prodotto che sia il più vicino possibile alle vostre esigenze, alle vostre necessità, e anche il più fruibile possibile, perché sappiamo benissimo quali sono poi le difficoltà che si devono affrontare nel momento in cui dall'attività concreta di voi tutti quotidiana si deve andare ad accedere a dei finanziamenti europei, laddove c'è anche una quantità di burocrazia molto importante che rende tutto assolutamente complesso. Ecco, in questo caso la nostra volontà è quella di riuscire a venire incontro anche all'esigenza di semplificazione massima, naturalmente sempre nel rispetto di quelli che sono i criteri di fondo e la legittimità di quelli che sono i bandi. Non aggiungerei molte altre cose, voglio sottolineare come i bandi saranno indirizzati in due filoni principali: uno per le imprese culturali e creative di nuova formazione, le cosiddette start-up, e un altro per quelle realtà già esistenti che vorranno dotarsi di innovazioni di prodotto, prendete questi termini così imprenditoriali tra virgolette e arrivateli sulla vostra realtà. Comunque si tratta di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero quella che è una innovazione nell'attività che viene svolta dai soggetti interessati. Non aggiungerei molte altre cose, vorrei solo concludere sottolineando l'importanza di questa sfida, perché di sfida si tratta di un nuovo modo di approcciarsi rispetto anche al soggetto pubblico, quindi al soggetto istituzionale pubblico, e alla possibilità di reperire risorse attraverso dei canali che non sono quelli usuali. Sono certo che se riusciremo a ottenere un risultato positivo, questa sarà la strada che potrà essere perseguita con forza e sicuramente anche con maggiore incisività in futuro. Questo è un momento di partenza, le risorse naturalmente di cui oggi abbiamo la disponibilità sono limitate, ma sono certo che se riusciremo a dare efficacia e effettività concreta a quelli che sono gli obiettivi sottesi a questi bandi, sicuramente potrà esserci un seguito ancora più importante e più corposo da un punto di vista delle risorse per le prossime programmazioni. Vi lascio ai miei collaboratori che vi descriveranno nel dettaglio le linee guida di questi bandi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Assessore, e credo che l'Assessore abbia in maniera anche molto non solo una illustrazione politica ma anche tecnica, perché ormai dopo 7 incontri siamo diventati tutti degli esperti un po', e l'Assessore per prima, quindi credo che già lui abbia ben definito a cosa si intende, quali sono le
diciamo, le finalità di questi fondi europei. Allora io prima di quindi io semplicemente farò un po' di sintesi per poter passare la parola poi al collega che entrerà nello specifico dei criteri, perché in questa prima tornata noi abbiamo voluto presentare i criteri, che sono appunto, saranno i criteri sulla base dei quali verranno redatti i bandi che verranno predisposti e approvati dalla Giunta, l'autorità di gestione ci ha assicurato entro la metà di maggio, e quindi di conseguenza rimarranno aperti dai 30 ai 40 giorni, quindi con luglio, massimo agosto si dovrebbe concludere questa prima fase. Allora percorriamo intanto queste prime slide. POR FESR 2014-2020, quindi programma operativo regionale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, periodo di programmazione dei fondi 2014-2020, ovviamente partono adesso, quindi dal 16. Allora, è un programma che è uno strumento che la Regione utilizza per gestire e organizzare le risorse europee, nazionali e regionali. È uno strumento nel quale crede molto. Infatti passerei ecco, a questa slide che dà conto di come i fondi siano aumentati e soprattutto di quanto la Regione in questa ultima programmazione, che è questa gialla, voi vedete, è passata da una diciamo così, contribuzione ad un investimento di 27 milioni di euro per arrivare in questo ultimo programma a 90 milioni di euro. Questo è a dimostrare quanto per la Regione sia importante questo percorso. Allora, è un percorso che non finisce, diciamo, è l'inizio perché, come ha detto l'assessore, è la prima volta che la cultura viene intesa come impresa. Non a caso infatti le azioni, i fondi che noi abbiamo, li abbiamo nell'azione 3, che è l'azione dell'impresa, suddivise in 2 subazioni. Quindi una subazione che è rivolta, come diceva l'assessore, al consolidamento di imprese culturali già esistenti. La seconda azione è quella che si riferisce al invece sostegno di imprese che si costituiscono per la prima volta. Quindi direi una rivoluzione proprio culturale, e laddove la cultura ha anche questo, diciamo, grande impatto in quello che è lo sviluppo, anche di un territorio. Ecco, una cosa importante, e credo che sia forse la più difficile per chi, come me anche, perché io anche dall'altra parte, ma da molti anni, mi relaziono col mondo degli operatori culturali. Questi finanziamenti, questi fondi europei non si rivolgono alle attività. Questo è secondo me una delle diciamo così, postulati che bisogna tenere sempre molto presenti, proprio perché il mondo della cultura invece ha sempre cercato nel pubblico dei sostegni per le attività. Il programma operativo regionale POR in questo caso non si rivolge all'attività ma all'impresa, quindi i fondi POR regionali non vanno intesi come dei fondi aggiuntivi a quelli che sono le risorse ordinarie dei bilanci regionali. Quindi non pensate di cercare nel POR regionale una compensazione alla carenza dei fondi che in questi ultimi anni, in questi ultimi bilanci, ci sono stati nei capitoli della cultura. Questo è, diciamo, una premessa fondamentale, perché è proprio diciamo così, anche l'inversione di rotta, ed è per questo che noi abbiamo voluto organizzare nel territorio questi incontri, proprio per cercare di abituare ad un linguaggio nuovo, che è un linguaggio che non sempre e non facilmente si adatta a chi fa cultura nel territorio. Quindi abbiamo detto cos'è il POR, allora diciamo, ecco, un'altra cosa importante, i fondi sono rivolti alle piccole e medie imprese. Il collega vi dirà cosa si intende, come è inteso il termine piccole e medie imprese. Non è rivolto a enti pubblici.
Gli enti pubblici non sono soggetti eleggibili, hanno un ruolo in quanto possono supportare con un'azione di plauso, di sostegno formale le iniziative, le domande, quindi possono avere un ruolo nella premialità, poi lo vedrete nella descrizione dei criteri, ma non sono soggetti eleggibili. Quindi che dire, che noi abbiamo siamo arrivati a questo percorso non in maniera casuale, ma attraverso un lavoro di anni con i soggetti del territorio, con tutto il mondo della cultura. È stato un processo lungo che ha visto la Regione non come diciamo così, controparte, ma come un interlocutore molto positivo, un interlocutore che ha voluto e ha saputo cogliere quelle che sono state in questi anni le, diciamo così, eccellenze del territorio, ma anche le vocazioni territoriali. Quindi io credo che questo risultato sia un risultato che è stato colto pienamente, quindi questo spessore culturale della nostra regione, questo valore forte e diffuso che la cultura ha nel nostro territorio è stato pienamente colto dalla politica nel momento in cui è stato recepito e quindi inserito da parte del Consiglio regionale nel programma operativo 2014-2020. Ecco, io niente, come strutturiamo questa giornata? Allora, oggi appunto illustriamo i criteri, alla fine dell'illustrazione siamo qui disponibili se già vi sorgono alcune curiosità, alcune domande, alcune cose. Siamo tutti, noi e voi, in un percorso nuovo, quindi anche noi stiamo affacciandoci per la prima volta a questo linguaggio, a questo mondo, a questa, diciamo, modalità, e ne siamo molto soddisfatti. E ritorneremo nei territori in una seconda parte, in un secondo momento, dopo la metà di maggio, quindi per illustrare i bandi. Quindi abbiamo voluto proprio così accompagnare questo percorso anche in maniera fisica, con la nostra presenza fisica nel territorio, perché siamo andati in tutte le 7 province e abbiamo ottenuto appunto risultati come questo qui di Venezia, con un tantissimo interesse e partecipazione da parte degli interessati. Vedo qui nel mondo veneziano, diciamo, un target un po' diverso, cioè nel senso vedo alcune facce note, ma molte facce nuove, quindi molto probabilmente vuol dire che c'è stato anche così un interessamento per un settore che forse, oppure per molte situazioni, molte realtà che per la prima volta forse si stanno affacciando, che insomma, vogliono pensare alla cultura anche come impresa, di questo ne siamo particolarmente contenti e soddisfatti. Ecco. Quindi adesso passerei la parola al collega che vi spiegherà i criteri e poi siamo qui per potervi essere d'aiuto. Vi è stato dato, vi sono stati consegnati dei questionari. Allora, vi preghiamo vivamente di compilarli, non tanto perché vogliamo sapere se siamo stati bravi o meno, interessanti o meno, ma perché abbiamo bisogno di conoscere quali sono le realtà che hanno colto l'invito e per poter quindi lavorare su questo terreno in maniera sempre più capillare. Grazie. Io riprenderei, buonasera a tutti. Io riprenderei dove si è interrotta la dottoressa De Gregorio nell'illustrare i criteri generali che sostengono le azioni rivolte alle industrie culturali creative contenute nel POR. Si parlava dell'asse 3, quindi competitività dei sistemi produttivi. A questa azione, a questo asse, perdonate, è stata riservata circa un 30% delle risorse, quindi una parte più che significativa. E innanzitutto quali sono gli obiettivi? Obiettivi che sono comuni a tutto l'asse. In questo asse, oltre alle industrie culturali creative, ricordo, c'è l'artigianato, c'è il commercio, ci sono l'industria, quindi per questa fase di introduzione e di descrizione di macro criteri, che verranno poi di volta in volta con i singoli bandi declinati per le specifiche subazioni, si utilizza il linguaggio comune alle industrie, quelle tradizionalmente concepite. Quindi promuovere l'imprenditorialità, favorendo la creazione di nuove aziende, consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali,
sostenere le competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, promuovere l'export, supportare soluzioni legate alla tecnologia della comunicazione e dell'informazione nei processi produttivi delle piccole e medie imprese. Più avanti, quando si parlerà di criteri di valutazione, di premialità, scopriremo che questa idea di territorio, turismo, poi rientrano, come dire, a sostenere le subazioni. Questa è una tabella che riassume le due subazioni su cui noi ci muoviamo, la 351 destinata alla nascita di nuove imprese e la 311 destinata al consolidamento delle imprese. Queste sono del materiale informativo predisposto dai colleghi e qui entriamo invece nello specifico delle azioni destinate rivolte appunto alle imprese culturali, creative dello spettacolo. Il concetto, come è stato richiamato più volte, è che la cultura è impresa, è su questo che si sostengono queste due azioni. E qui appunto si riprende, si conferma quello che dicevo prima, cioè la subazione 351 destinata alla nascita di nuove imprese e la 311 sono aiuti per il consolidamento delle attività delle imprese già esistenti, già operative sul mercato, destinati in questo secondo caso aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Due subazioni che però hanno degli elementi in comune, sono quelli del beneficiario, il concetto di innovazione, quello di cantierabilità, la tempistica, la sostenibilità dell'intervento e la tipologia degli interventi che invece non saranno ammessi a finanziamento. In sostanza questi sono gli elementi che richiamano il bando. Allora, per quanto riguarda l'azione 311, avremo quindi al consolidamento possono partecipare piccole e medie imprese sia singole sia in forma aggregata. E qui è importante sottolineare che il concetto di piccola e media impresa non va inteso in senso civilistico, ma con il richiamo a quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione 361 del 2003 relativa alla definizione di microimprese e piccole e medie imprese, che vale la pena leggere. Cioè si considera impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. Un'osservazione, le attività culturali hanno avuto una piccola fetta nelle azioni nella programmazione precedente con il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche. Rivolta alle piccole e medie imprese, noi siamo resi conto che accanto a un numero importante di società, SNC, SRL, SAS, quelle che conosciamo, moltissime domande sono state presentate da associazioni che sono state riconosciute come imprese, che erano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio con il codice Ateco attribuito agli esercenti cinematografici e che non avevano finalità di lucro. Il beneficiario, la 351, può essere quindi la nuova impresa oppure imprese che di recente costituzione, appunto le cosiddette start-up. Per recente costituzione ragionevolmente noi ci muoviamo in un arco temporale di 12 mesi, gli altri, quelli che non sono start-up, possono essere
persone fisiche che presentano una domanda, presentano un progetto per avviare una nuova azienda. Avranno l'obbligo, ve lo dico subito, di costituirsi come impresa in un tempo ragionevole se ovviamente diventano beneficiari di contributo. Si è detto che gli enti pubblici non possono partecipare non possono essere eleggibili come beneficiari, però è altrettanto vero che gli enti pubblici hanno un ruolo assolutamente fondamentale, quello di innanzitutto promuovere i contenuti delle azioni, di quindi informare, eccetera, ma soprattutto quello di favorire e creare delle reti, delle aggregazioni che possono costituirsi come o nuove imprese o come un progetto di di consolidamento. Allora, le aziende sono già disponibili Avete lasciato anche l'email e se siete iscritti via mail le ricevete. Secondo concetto, oltre a quello dopo il beneficiario, un altro elemento che attiro la vostra attenzione è su un'altra caratteristica comune, che è quello dell'innovazione. L'innovazione in questo caso si articola in due fasi, sia innovazione di prodotto, quindi nuovi prodotti, nuovi servizi per il mercato, oppure prodotti e servizi nuovi per l'impresa che li realizza, oppure innovazione di processo, quindi un prodotto migliorato grazie all'inserimento di innovazione. In questo caso, proprio perché si colloca all'interno di un asse che guarda alle imprese, in cui le industrie culturali fanno una parte, la definizione inserita nel POR è di innovazione scientifica o tecnologica di rilievo. Ma attenzione, l'innovazione può essere anche il risultato di una valutazione che è determinata da una osservazione del mercato, quindi di una nuova domanda che si intende intercettare, a cui si intende dare delle risposte. Lo vedremo meglio nei contenuti che costituiscono appunto gli elementi di valutazione. Altro elemento è la cantierabilità. Ora, come posso dire, la scommessa dell'amministrazione regionale è quella di approvare il prima possibile i progetti e liquidare il prima possibile sulla base delle rendicontazioni i progetti, quindi portare i progetti a buon fine. Quindi uno degli elementi di valutazione sarà appunto quella come abbiamo detto, della cantierabilità, cioè della dimostrata capacità da parte del richiedente di portare a termine in tempi rapidi un progetto. E per fare questo servono permessi, autorizzazioni, concessioni, se servono, le fideiussioni, una fideiussione che va intesa ovviamente come in fase di formulazione della domanda di una promessa di fideiussione che poi si formalizza e si concretizza nel momento in cui il beneficiario cioè il richiedente diventa beneficiario di contributo. La liquidazione del contributo avverrà su rendicontazione della spesa, e potrà arrivare al 70% delle spese ritenute ammissibili. Secondo elemento di osservazione per chi valuterà i progetti sarà appunto la capacità di avere tempi del progetto, di dimostrare tempi effettivi di realizzazione e la sostenibilità dell'intervento. Anche qua voglio richiamare la vostra attenzione, nel senso che le realtà sono nuove imprese quelle che vengono finanziate. E queste imprese devono dimostrare che terminato il periodo di finanziamento del progetto poi sono incapaci di andare avanti per conto proprio. Tradotto sono i primi 10 litri di benzina, sono i primi 10 euro per partire, ma poi la macchina deve andare per conto proprio. E la bontà di un progetto, l'attenzione
dell'amministrazione sulla bontà del progetto, oltre ai contenuti culturali, sarà appunto quella sulla capacità del progetto di dimostrare di essere sostenibile nel tempo. Altro elemento che comune a tutte e due le azioni sono le tipologie degli interventi che non sono ammessi a finanziamento e sono appunto gli interventi di natura infrastrutturale. Quindi, una volta definiti i soggetti destinatari dei bandi, che abbiamo visto, poi declinati con precisione nelle prossime slide, la tipologia degli interventi ammissibili, i criteri di selezione che valuteranno, su cui saranno valutati i progetti, sono quelli legati alla ricevibilità della domanda. I criteri di ammissibilità sono criteri quindi di carattere, diciamo così, amministrativo. Criteri di valutazione che sono relativi al beneficiario, cioè a chi fa la domanda, e relativi alla proposta progettuale. La tipologia degli interventi ammissibili nel caso di 351, io qui ancora vi prego di portare pazienza, nel senso che queste sono definizioni, ripeto, comuni ad altre azioni legate all'industria, poi verranno declinate per lo specifico delle industrie culturali e creative. Quindi saranno l'acquisizione di servizi, servizi di supporto alla creazione di business, servizi di supporto all'innovazione organizzativa, come due subcategorie principali, l'acquisizione di servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica, e terza tipologia, sviluppo di progetti strategici e innovativi, quindi definizione e attuazione dei piani di investimento con incentivi diretti all'acquisto di beni materiali e immateriali e assistenza nelle fasi di nascita, consolidamento e espansione e aggregazione di start-up, appunto di queste imprese di recente costituzione. Come dicevo prima, nel caso dell'azione 351, quindi rivolta alla nuova impresa, oltre avremo come possibilità le persone fisiche o soggetti istituiti entro un periodo di tempo limitato, come dicevo prima, con l'obbligo, in caso di ammissibilità e contributo, di costituirsi in forma di impresa e di iscrizione al registro delle imprese. Tempi ragionevolmente saranno dai 30 ai 60 giorni. La valutazione sul beneficiario, come dicevo prima, sarà dimostrata competenza del soggetto proponente nel settore culturale e verrà assegnata una premialità a quei progetti di impresa con rilevanza della componente giovanile in termini di partecipazione societaria o finanziaria al capitale sociale. Definiti i criteri che valuteranno il soggetto proponente, i criteri che valuteranno invece la proposta si concentreranno appunto sulla descrizione degli obiettivi, l'analisi del mercato, quindi l'analisi dello stato di fatto in cui si muove la proposta, l'adeguatezza dell'innovazione o della soluzione proposta, la congruità della spesa, per cui gli elementi di sostenibilità che si diceva prima, i risultati attesi e la sostenibilità appunto del progetto nel tempo. Altro elemento di valutazione saranno la coerenza dei quei progetti con la programmazione comunitaria in materia e poi le strategie di comunicazione e marketing che proposte contenute nel progetto. Oltre a questi criteri di valutazione, quindi tradizionalmente nel bando a ogni criterio ci sarà una definizione e poi ci sarà un punteggio che verrà attribuito, abbiamo delle premialità che sono legate alla partecipazione finanziaria degli incubatori, sempre per le ragioni che vi dicevo prima come coabitazione diciamo con altre subazioni, la condivisione della progettualità, ecco questo è un punto importante, perché abbiamo accolto in sede di formazione di approvazione di criteri
la condivisione delle progettualità con enti o istituzioni locali. Parliamo di condivisione, non necessariamente di una partecipazione. La valorizzazione dei sistemi territoriali in cui si opera, quindi un legame tra progetto e contesto territoriale, e la destagionalizzazione e delocalizzazione dell'offerta turistica, quindi un legame oltre che con il territorio anche con una specifica capacità attrattiva da parte del territorio. Detto questi criteri, diciamo, specifici della 351, in realtà anche della 311, quelli li passeremo, sono i criteri trasversali, che sono quelli della non discriminazione, dell'accessibilità ai disabili, della sostenibilità ambientale e del riutilizzo di strutture già esistenti, in particolare, ovviamente, in edifici a carattere storico-culturale. Nuove imprese. Questo sarà il bando che nella programmazione è prevista, si prevede l'uscita, appunto, come diceva il dottoressa De Gregorio, nei primi, a cavallo tra maggio e giugno. Quindi sarà il primo bando che sarà pubblicato. Subito dopo verrà pubblicato quello per il consolidamento, e qui si tratterà, ovviamente la pubblicazione dei bandi è condivisa con i colleghi delle altre direzioni del commercio, dell'industria, dell'artigianato, per evitare bandi che escono così in forma a grappo. Usciranno anche per garantire una comunicazione coordinata e quindi arrivare ai richiedenti con una forma di comunicazione che possa, e per consentire poi di capire se, perché possono esserci richiedenti che possono fare un bando piuttosto che un altro, quindi anche per consentire questo tipo di valutazioni. Quello per il consolidamento sarà a seguire, e quindi non sappiamo in questo momento, quindi il 311, se sarà i primi giorni di luglio o fine giugno oppure sarà a settembre. Questo non è ancora stato deciso. E comunque, per tradurre questi aiuti per gli investimenti in macchinari, qui si parla di progetti di sostegno al consolidamento, quindi per aiutare una impresa a continuare a fare meglio quello che sta già facendo, e quindi sono imprese che già operano nel mercato, che presentino necessitano di interventi di riorganizzazione per far fronte alla crisi, che inseriscano innovazione di prodotto, di processo per ampliare il proprio mercato. Scusate, una cosa importante che non ho detto prima, cioè la dimensione finanziaria dei progetti. Per le start-up, cioè per le nuove imprese, verranno prese, quella precedente, la 351, verranno presi in considerazione progetti che si muovono da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 200.000 euro, con un contributo, un importo ragionevolmente massimo del 70% a progetto. Vabbè, penso, come si fa a sapere? Non abbiamo capacità divinatoria, questo non posso dire. Quanto si muove nel budget? Ragionevolmente, perché questi sono, allora sì, questi elementi sono definiti ovviamente dal bando, potremmo ragionevolmente ragionare intorno al 1 milione di euro, ragionevolmente. Se poi sono 800 o 900 mila euro non è mica troppo. No, beh, se sono tutti, se sono 200 mila. Nel caso invece del consolidamento non esiste un massimo, esiste invece un minimo, e verranno presi in considerazione progetti che avranno una dimensione finanziaria superiore ai 15.000 euro. Superiore, maggiore. Quali sono le tipologie degli interventi ammissibili? Innanzitutto gli interventi in beni tangibili per l'ammodernamento tecnologico di macchinari e di impianti, ma non è, ve lo dico come informazione, ma non vale per le industrie culturali e creative, le attrezzature tecnologiche di fabbricazione digitale. Tecnologie di
sono più legate a un mondo dell'impresa, più legate ai cucinetti a sfera, mi viene in mente comunque. Aiuti per investimenti, la seconda tipologia, aiuti per investimenti in beni intangibili e per il sostegno all'accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Quindi sono spese per gestione interna e esterna, gestione acquisti, la multicanalità dell'offerta e-commerce, servizi di supporto di logistica, marketing, certificazione di gestione, percorsi di eco-innovazione, servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica. Alcune categorie non valgono per le industrie culturali creative. ICC sta per le industrie culturali creative. Comunque queste poi sono disponibili in rete, quindi e poi avremo una mail, vi daremo tutte le comunicazioni per eventualmente alcuni approfondimenti che si rendessero. Chi è che può partecipare? Possono partecipare le PMI nella definizione che abbiamo dato prima. Sì, per noi, se poi posso intervenire. E le PMI alle forme aggregate, quindi quel riferimento che prima si diceva per esempio al ruolo delle amministrazioni pubbliche. Nel caso delle PMI, della valutazione del beneficiario, l'attenzione, il criterio di valutazione, come dire, è mutuato quello dell'azione precedente, cioè la competenza del soggetto proponente nel settore culturale, a cui si aggiunge però, nel caso delle aggregazioni, il grado di adeguatezza del regolamento interno e l'adeguatezza delle strutture di verifica e controllo delle misure di risoluzione delle controversie. Quindi questi due elementi che, come dire, contribuiscono a far sì che un progetto tenda a, come dire, a funzionare. Prego. Certo. Precisare il concetto di aggregazione, perché sempre Regione Veneto ha determinati requisiti chiari per le aggregazioni che non sono magari solo contratto di rete o associazione temporanea di impresa oppure i consorzi. C'è un'interpretazione allargata normalmente per altri bandi di altri settori Regione Veneto. Volevo capire meglio qui che tipologie di aggregazioni saranno in qualche modo considerate. Allora, questi sono i criteri che sono stati inseriti nei criteri di carattere generale. Poi per l'aspetto legato alle aggregazioni il bando li preciserà con, ripeto, questa è la necessità di condividere i contenuti del bando con un criterio di omogeneità, nel senso che non può valere una definizione per le industrie culturali creative e non valere per il commercio, e quindi ci sarà una parte generale che darà conto appunto di questi elementi e poi dettaglierà soprattutto sugli interventi ammissibili e sulle spese ammissibili quelli che sono gli elementi propri del bando rivolto alle azioni, alle assunzioni culturali. E infatti anche qui, e questo vale come ripasso di quanto detto precedentemente, ripeto dal 351, i criteri principali sono la descrizione della proposta, quindi descrizione degli obiettivi, dove voglio arrivare, l'analisi del mercato, perché sto proponendo questo, l'adeguatezza dell'innovazione, e cioè ti dimostro che quello che propongo rispetto a quello che voglio perseguire è adeguato, la congruità della spesa e del piano finanziario, cioè i risultati che mi attendo e la sostenibilità del progetto nel tempo. Il concetto di sostenibilità del progetto, guardate, è uno degli elementi essenziali, uno degli elementi cardine, perché sulla sostenibilità e sul sostegno a progetti che appunto sono, scusate il gioco di parole, sostenibili o si sostengono, verrà valutata anche l'amministrazione regionale, di questo tipo.
la coerenza dei progetti con la programmazione comunitaria in materia e ancora le strategie di comunicazione marketing. Anche qui, per non creare elementi di difformità, quindi dare un'omogeneità tra la premialità, tra le nuove imprese e il consolidamento, la premialità si mantiene uguale, cioè la partecipazione finanziaria degli incubatori, la condivisione delle progettualità con enti e istituzioni locali, la valorizzazione dei sistemi territoriali e la destagionalizzazione dell'offerta turistica. E ovviamente anche i criteri trasversali, per definizione qui la non discriminazione, l'accessibilità ai disabili, sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle strutture esistenti. Detto questo, come ha detto prima la dottoressa De Gregorio, poi ritorneremo, i bandi sono in fase di definizione, di perfezionamento quasi, diciamo, quindi ci sarà l'occasione una volta pubblicati per fare degli approfondimenti specifici e quindi entrare nel dettaglio, ripeto, degli elementi che poi servono di più, soprattutto legati a quelli degli interventi ammissibili e delle spese ammissibili, delle modalità di rendicontazione. In ogni caso, fino a quando non sarà l'occasione appunto per presentare i bandi, eventuali osservazioni, richieste, eccetera, possono essere inoltrate. Qui avete una mail di Dipartimento Cultura della Regione del Veneto. C'è la mail. Per quanto non si legge. Con la nuova. È scritto troppo in piccolo. Potrebbe dirci la mail? Ve lo dico subito: dip Domodossola Imola Parma .cultura @regione.veneto.it. Per quanto riguarda gli ordini professionali, l'ultima finanziaria ha equiparato gli ordini professionisti alle piccole e medie imprese, ed è del tutto evidente che anche i bandi faranno riferimento si adegueranno alla normativa vigente. Per noi, la normativa statale, per noi il problema è un po', di impatto minore rispetto che per altre attività, perché in realtà le tipologie previste dall'articolo 1 della 361 è talmente ampia che in realtà chiunque eserciti un'attività economica può presentare domanda. Ovviamente se si muove nell'ambito dell'industria culturale e creativa con un progetto di industria culturale e creativa. E per i soggetti fisici, ancora per definizione. Siamo qua, grazie dell'attenzione. Posso fare una domanda, per favore? Silvia Conte, sindaca del comune di Quarto Lentino, mi interessava capire se possono essere collegate a questo tipo di azioni, saluto il collega, anche dei progetti che abbiano promossi da imprese creative, ma che abbiano sede presso immobili di proprietà pubblica, magari comunale o anche statale, che vengano quindi messi a disposizione di questo soggetto per un progetto di riqualificazione destinata poi a una funzione di industria creativa. Quindi se il finanziamento può coprire nell'ambito di una progettualità anche riqualificazioni di immobili di proprietà. Cioè se ho capito bene, faccio un esempio. La partecipazione, faccio un esempio. Per esempio un'impresa creativa vuole ristrutturare una sede destinata a centro culturale per fare per esempio coworking, realizzare un coworking per professionisti dell'ambito. Dovete considerare che non sono ammissibili interventi di natura infrastrutturale, quindi posso dire che spese di ristrutturazione, adeguamento impiantistico, cose di questo tipo sono, qui ripeto, qui bisogna aspettare il bando, perché
è delicato rispetto a anticipare i contenuti di un bando prima che questo venga approvato, perché è suscettibile di continue modifiche. Quindi sicuramente non è ammissibile l'adeguamento di un edificio, però per quanto detto l'adeguamento tecnologico però inteso è legato al tipo di attività e quindi è molto particolare, quindi deve essere strettamente legato al tipo di attività che viene fatto. Un impianto elettrico non è strettamente legato, è una condizione sine qua non per svolgere una certa attività, ma non è strettamente legato a quell'attività, e soprattutto è un intervento di adeguamento di natura anche di carattere infrastrutturale, diciamo così, magari forse impropriamente infrastrutturale, legato a un edificio. Ma quello che vorrei capire, qui parliamo di consolidamento di un'impresa già esistente o di una nascita, no? Perché ditemelo voi, se c'è più probabilità in uno o nell'altro, poi no, ma sono due cose completamente diverse, no? Perché qui noi ci rivolgiamo non all'attività, come ho detto prima, ma ad un'impresa, quindi l'impresa deve esistere. Noi non abbiamo ancora fatto il bando, abbiamo una previsione di questo tipo, ad esempio su un edificio, che siamo pronti a mettere a disposizione di chi abbia la migliore idea per valorizzarlo, legato ovviamente all'impresa culturale e creativa. Quindi se voi dite che è c'è più probabilità se fosse una realtà esistente, come anch'io immagino, che ha più forza di investire, allora ci potremmo orientare in questo senso. Io ritengo che mettere a disposizione un immobile a un'impresa creativa sia un modo per rendere più sostenibile l'iniziativa stessa e la possibilità di vita dell'impresa, perché se vanno sul mercato le imprese trovano affitti di un certo tipo. L'ente pubblico glielo può mettere a disposizione anche gratuitamente, ma non riesce ad avere la forza di fargli gli investimenti, almeno parlo per un piccolo comune come il nostro. E quindi unire le forze potrebbe essere, unire le forze in una condivisione delle linee del bando potrebbe essere sensato. Ecco, questo era un po' il senso della mia osservazione. C'è un elemento che mi colpisce, cioè il fatto è, ed è questo, mi conviene fare domanda su nuova impresa o su consolidamento? Beh, questa risposta noi a questa domanda non possiamo dare risposta. Questo facilmente possiamo dire quando avremo il bando scritto. È per questo che dopo questo tipo di presentazioni ritorneremo per delle presentazioni più precise, più puntuali, sulla base appunto di definizioni e di elenchi di attività finanziabili. Però considerate che il valore del POR è anche quello di distribuirsi in un arco temporale che va dal 2016 al 2019 e del 2020. L'ultimo bando è nel 2020, quindi ogni anno è prevista l'uscita di 1/2 bandi e quindi c'è la possibilità da parte di chi non se la sente di partecipare al primo bando oppure non ha colto, non ha capito, che era meno significativa rispetto ad altre, quindi è rimasto escluso, di ripresentare domanda in un bando successivo. Quindi non succede nulla, voglio dire, non è che non sono come i fondi regionali che quest'anno ci sono e domani chissà. Quest'anno ci sono e domani anche. Questo è importante che domanda. Se non ho capito bene, la parlava di 11 milioni di euro per l'arco Chiedo temporale. scusa, usare il microfono perché c'è anche l'altra sala che sta ascoltando. Ma forse era meglio di no che non ascoltassero, però va bene. Allora, l'assessore, se non sbaglio, diceva 11 milioni di euro dal 2016 al 2020, giusto? Per tutta la regione Veneto, suddivisi in questo arco temporale degli anni, quindi significa 1,5 milioni più o meno, 1,3 milioni, quello che sarà, 2 milioni se ci va bene all'anno, o 11 milioni per ogni anno.
Bravissimo. Avevo avuto questo dubbio e speranza, ma... E se li dividiamo tra startup e consolidato, se li dividiamo per 7 province, se mi dite che fate anche 2 bandi, ho paura che il sindaco che tocca multarli, i cittadini sanno fare che roba là. A parte quello, cioè, mi sembra che pur essendo stato sicuramente fatto un notevole sforzo rispetto al resto, il quantitativo di denaro che resta a disposizione diventa non proprio tanto, e penso che alla fine le aziende che potranno beneficiare devono veramente correre, perché questa cosa va divisa in tutta la regione Veneto, quindi 7 province, cioè voglio dire, avete tenuto conto sicuramente che i finanziamenti insomma saranno molto ridotti, quindi stiamo parlando veramente di opere che devono essere limitate nella loro richiesta, perché altrimenti si corre il rischio che 2-3 aziende finiscano in fondo. E soprattutto nella prima azione abbiamo fissato un limite minimo e un limite massimo. Quindi per non disperdere energie su progetti di poco significato, cioè di sotto di 20.000 euro, di sotto di 15.000 euro, non ponendo limiti nel caso del consolidamento, ponendo invece dei limiti per la nuova impresa, perché il concetto di nuova impresa è poi anche legato al concetto di sostenibilità, per cui cioè non è che noi ragioniamo su Marte, voglio dire, comunque ragioniamo in un contesto per cui un'industria culturale e creativa che parte con un progetto di 200.000 euro è una signora impresa che peraltro può partecipare negli anni successivi a dei progetti di consolidamento, per cui chi riceve un contributo nel 2016 come nuova impresa, se riesce a stare nei termini e riesce a trasmettere un progetto, una nuova proposta di consolidamento, nel 2017 può concorrere a un secondo progetto, a un secondo finanziamento. Il problema è la questione, l'ammontare complessivo sono pochi, sono tanti, 11 milioni di euro. Io so che nella prima gestione, avevamo 2 milioni di euro, sono passati a 11 milioni di euro. Terza osservazione è una domanda che forse andava posta all'assessore, nel senso che è una questione di carattere. Io con tutta la più buona volontà non mi sentirei, ecco, di dire, a me sembra che per i 2016, 17, 18, diciamo, insomma, per 4 anni, 11 milioni di euro non sembrano onestamente, a parte che della carità di parte, fino all'ultimo bando è del 2020, 4 anni. Ma il 2014, siamo già nel 16. Richiedete di nuovo bene anche questo fatto delle associazioni. Allora, per quanto riguarda i proponenti, c'era la slide, possono essere piccole e medie industrie, singole o aggregate, e non ho capito se o competenza del soggetto culturale oppure e anche competenza del soggetto culturale, cioè se l'opzione sia queste piccole e medie industrie singole e aggregate che devono fare un progetto con una competenza di un soggetto culturale, cioè se una sia alternativa all'altra. Il soggetto proponente deve essere un soggetto che ha competenza. Quindi ci deve essere la piccola e media industria che fa riferimento. La definizione, chi può fare domanda? Posso fare domanda le piccole e medie imprese che così sono definite. 2 punti, si considera impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano attività artigianale, eccetera, le società di persone o le associazioni che esercitano attività economica.
Queste sono le industrie, sono i soggetti che possono presentare anche senza scopo di lucro. Appunto. Certo, sì. Che possono presentare, questi sono i soggetti che possono presentare domanda. Ovviamente non tutti, cioè i soggetti che sono attivi nell'ambito delle industrie culturali creative, che la letteratura definisce, ma che vengono, la definizione che noi abbiamo preso è quella dell'articolo 53, è mutuata dal regolamento sugli aiuti di Stato, che li definisce e mette dentro dal museo all'editoria, dalla biblioteca all'archivio, dalle attività cinematografiche alle attività teatrali, dalla musica lirica all'organizzazione di mostre e eventi culturali. Gli unici che probabilmente, se poi avete curiosità andate a vedere quell'articolo, che probabilmente non saranno ammessi, cioè saranno esclusi, sono i designer, perché ci sono lì dentro, e i disegnatori, i creatori di moda, nel senso che possono accedere non a questo, che potrebbero avere articolo 54 in quel caso, 53 e 54 abbiamo preso. Scusa, l'altro quesito tecnico, la liquidazione, eventualmente venga approvato il progetto, è su rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, 70% delle spese ammissibili. Le spese ammissibili saranno dichiarate prima sul bando, penso, o a rendicontazione. Quando verrà il bando elencherà una spesa, una serie di voci. Vicindandoti alla via di fuga. Due cose veloci tecniche. Uno, se l'IVA è rendicontabile. Se non è da restituire, sì. Cioè, nel senso? Sì, se non viene, se il soggetto non può restituire, non lo recupera, se non recupera esatto, è rendicontabile. La seconda, per quanto riguarda le imprese consolidate, quindi l'altra, se comunque, anche se superano 200.000, comunque è soggetto al regime delle minimis, degli aiuti di Stato, perché non ho sentito, quindi no, comunque sono devi in dichiarare regime di esenzione questi tipi di aiuto, quindi non sono soggetti alle minimis. Non sono soggetti alle minimis. Questo è certo. Vabbè. Un quesito. Un'impresa è un'impresa perché è iscritta alla Camera di Commercio, ovviamente come impresa culturale, ha competenze in attività culturale perché fa teatro, è un'associazione culturale, quindi non è un ente locale, non è ente pubblico, ma è partecipata dalla Regione. Può partecipare? Abbiamo posto un quesito all'autorità di gestione su questo e dobbiamo ancora avere risposta. Non è semplicissimo, da quanto abbiamo capito non è semplicissimo. Comunque nel bando sarà chiarito. Sì, ma certo che sì. Prima del bando sarà chiarito. Okay. Poi per il resto va bene. Le partecipate significa che so dove l'ente. No, c'è un'altra cosa. Partecipate significa volevo rispondere. Sì, scusa. No, l'altra cosa, tra le attività è previsto anche l'ammodernamento tecnologico di macchinari. Se l'ammodernamento di un sistema di palco, no, può rientrare nella tipologia perché c'è tecnologia avanzata, eccetera. Però la proprietà dell'immobile è del comune. No, però è in convenzione con. Quindi questo tipo di intervento non è possibile. Io non capisco veramente, cioè, le cose più strategiche del bando, di fatto dove ci sono le realtà che possono intervenire, diciamo, in questo livello, rischiano di essere tagliate fuori. Le attività culturali sono tutta una serie di imprese e noi siamo iscritti alla Camera di Commercio, abbiamo tutte le caratteristiche, usiamo dei locali che li usiamo sulla base di convenzioni biennali ma teoricamente potremmo intervenire anche noi. Se ci vengono riconosciuti i fondi,
l'intervento tecnologico può rientrare e diventa proprietà del teatro, anziché cioè la tecnologia applicata al palcoscenico diventa proprietà del teatro anziché del comune. È un quesito. Non dipende del comune. No, la prima cosa è quella del no progetti culturali, impresa, per esempio hai un'impresa, sì, hai un'impresa, sì, perché tu lavori nel mondo del cinema, hai un'impresa consolidata ormai, sì, per migliorare il prodotto, cioè, può essere certo perché è un ammodernamento tecnologico. Cioè, deve essere inserito in un progetto, però non che mi stai in un progetto di miglioramento e di ammodernamento della tua impresa. Scusa, adesso noi non possiamo. Scusate, io ripeto, la difficoltà, come abbiamo detto più volte, l'ho detto anche. Posso dire? Sì, no, posso. La questione è: questi sono contributi che vengono concessi per la nascita di nuove imprese. Nel momento in cui tu presenti un progetto, una richiesta di finanziamento, uno degli elementi essenziali di questa, abbiamo detto, sono comuni a tutte e due, è l'osservazione di un mercato che ti suggerisce alla tua società o suggerisce a te che c'è un vuoto da colmare. C'è un vuoto da colmare. Per colmare questo vuoto ti inventi un'impresa, ti inventi delle attività e che per essere svolte hanno la necessità di avere un supporto di carattere tecnologico. Okay? E hai presenti un tuo piano di impresa per risolvere questa questione, risolvere questo problema. A Venezia serve qualcuno che sappia utilizzare una certa macchina da presa che abbia queste caratteristiche. Faccio un esempio, ovviamente non posso scrivere la domanda, no? No? Che abbia queste caratteristiche, ho questa prospettiva, ho questi clienti, lavorerò con questi signori, farò questo tipo di attività, il primo anno non prenderò una lira, ma il secondo anno invece, quindi saranno solo spese di investimento il secondo anno. Ci sono una serie di voci che tu mi hai elencato che sono finanziabili. Io ti presento un modulo, attenzione, nel caso della domanda verranno fatte con modulo informatico accessibile in rete, quindi non ci sarà, come si dice, la domanda sarà dematerializzata, quindi non avremo carte eccetera, ognuno metterà dentro i propri dati dentro un computer e non li spedirà più per posta, o meglio, li spedirà per posta elettronica. Avrà un elenco di spese, ragionevolmente la domanda, ci sarà un elenco di spese ammissibili, tu metterai delle cifre, alla fine ci sarà un risultato, se ti viene accolto quel progetto e riconosciuto quel finanziamento, svolgerai quel tipo di attività, cioè io ti finanzio l'impresa perché tu svolga quel tipo di attività. Non è io ho in mente di fare un film sulle vicende di Marco Polo, no, quello no. Sì, un film su Marco Polo, no. Sì, no, però il film, tu svolgi un progetto aziendale in cui dentro c'è anche, cioè per creare, per poter partecipare, per poter dire, per poter come dire, svolgere questo tipo di produzioni, io ho bisogno di avere un'impresa che abbia queste caratteristiche, che abbia queste particolarità, che si identifichi in questo modo. Io voglio partecipare per ottenere, perché voi mi aiutate a mettere in piedi questa impresa. Ok? Quindi quell'impresa servirà per fare Marco Polo, ma non ti finanziamo Marco Polo, ti finanziamo l'impresa. Ok?
Marco Polo, ancora Marco Polo. Sempre Marco Polo System la partita. Il POR non finanzia l'attività, è la prima cosa che ho detto, ed è per questo che noi siamo qui, perché è difficile per chi ha ragionato fino adesso solo chiedendo, pensando ad un sostegno per le attività, arrivare a ragionare in termini diversi. Anche noi abbiamo avuto una difficoltà, ma voi dovete ragionare come impresa, non come risultato. Voi dovete ragionare come miglioramento del vostro prodotto nel mercato. Una specializzare. Ma ti devi, puoi anche non farlo, non è che ti devi, cioè non sei mica obbligato a che... Io posso fare un incubatore con... Scusa, siccome c'è un ordine delle domande, siccome poi dobbiamo sentire anche dell'altra... No, ma il dialogo era interessante, quindi... Andiamo un attimo con ordine. Sì, Andrea Grigoletto dell'Istituto Italiano dei Castelli. Volevo cercare di calare questa amabile conversazione un po' nella realtà, perché ci sono degli elementi con cui dobbiamo rapportarci quotidianamente, tipo nei servizi culturali arriverà come una scure, e tutti lo devono sapere, nel 2017 la direttiva Bolkestein sulle concessioni dei servizi, oppure abbiamo un codice dei beni culturali e del paesaggio che regolamenta le attività in tutti i luoghi della cultura, e come Istituto dei Castelli non saremo maturi, saremo arcaici del secolo scorso, devo denunciare il fatto che non è stato previsto nulla per i luoghi della cultura. Però limitandoci alle attività, nel codice dei beni culturali del paesaggio l'articolo 117 disciplina le servizi accessori alla cultura, in cui ci sono imprese che si devono rapportare con i grandi musei, i luoghi della cultura statali, privati e quant'altro in concessione. E queste attività sono di vario tipo, dalla refezione, bookshop, audioguide, trasporti, servizi di traduzione. Mi chiedevo, anche le imprese che lavorano nell'ambito dell'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali sono soggetti beneficiari? Grazie. Quindi non attività culturale vera e propria, ma attività accessoria alla cultura. Capisco la complessità della domanda, però ripeto, i bandi sono in fase di formazione e in questo momento noi, guardando all'esperienza sia di colleghi che si sono, come dire, hanno fatto un riferimento molto preciso e puntuale alla codifica Ateco, sia l'esperienza di altre regioni, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, che hanno adottato la codifica Ateco a cui fanno riferimento le industrie culturali creative. Quindi ci sono delle codifiche Ateco a cui si faranno riferimento e sono molto larghe, per cui l'audioguida mi verrebbe da dire sì, chi fa refezione no, i trasporti no, ma un'azienda che promuove, legata ad altre attività, l'editoria sì. Ecco. Il museo meno che meno. Il museo è riconosciuto, è codificato, se il museo può partecipare, se è privato, perché se il museo è pubblico non è ammissibile a finanziamento, ma questo è una regola generale del POR. Ma attenzione, perché anche qui non è che ci sono dei limiti e si trovano degli escamotage. Io posso parlare di una mia collega che si occupa di musei e che ha avuto come dire, l'intuizione più vivace quando gli sono state presentate questo tipo di attività, perché l'amministrazione regionale, che ha detto di no a tantissimi soggetti privati perché i fondi erano riservati ai pubblici, finalmente possono destinare fondi ai privati perché hanno dei progetti di valorizzazione e hanno una fantasia, un'intelligenza, una
creatività, diciamo, che talvolta come dire, si aprono le maglie e si aprono ulteriori nuove possibilità anche per una società che si inventa di fare un tipo di attività a servizio di un museo, per valorizzare quel museo, e quindi inventarsi un'impresa e può, attenzione, riconoscere, questo è uno degli elementi, non svegliamo nessun segreto ovviamente, che è stato citato ad esempio nel momento in cui si è parlato di riconoscere quei progetti che hanno condivisi con l'amministrazione pubblica una premialità. Scusi, ma cosa vuol dire condivisi? Condivisi significa che se io sono proprietario del museo, se sono l'amministrazione comunale e lei è una società che si costituisce per fare delle attività di valorizzazione dei contenuti del mio museo, e io scrivo una nota, allego al suo progetto una nota che in cui si riconosce il suo progetto, di particolare interesse, eccetera, quel progetto forse ha un elemento, un premio, un punto in più rispetto al mio progetto, che è quella nota, che non possiede quella nota, che non possiede quell'elemento di condivisione. Volevo sapere, in ragione delle associazioni che esercitano un'attività economica, no? Quindi diceva anche associazioni culturali non a scopo di lucro. Ecco, ma le associazioni culturali non a scopo di lucro sono di due tipi, le riconosciute e le non riconosciute. Una ha i libri contabili e altra invece, come quelle faccio per dire, le più semplici, le più diffuse, che semplicemente hanno dei libri interni, insomma, di rendicontazione dei soci. Vanno anche più semplici. Deve essere dimostrata l'attività economica. Non dice che deve essere dimostrata in un certo modo piuttosto che un altro, è un'attività economica che deve essere dimostrata. Economica in che senso? Produzione di un servizio, svolgo un servizio. Quindi nel momento in cui svolgo un servizio, per esempio, o produco un bene, svolgo un'attività economica o le associazioni culturali svolgono dei servizi producendo attività culturale, non è che fanno servizi, cioè devono essere associazioni di un certo tipo. Ma è dimostrabile un'attività di carattere economico, nel senso che ci sono delle spese e delle entrate. Ecco, seconda cosa, vale anche per le start-up, diciamo così, la costituzione di associazione, oppure deve essere una società vera e propria? Domanda. Della costituita? Cioè, il progetto nuovo, l'entità nuova, l'impresa nuova, e quindi che presenta un progetto. Le start-up, quindi il concetto di start-up. No, so che cos'è il concetto. Sì, ma è stato più pensato nei confronti delle imprese già iscritte al registro delle imprese, in questo caso più che a un'associazione, perché un'associazione può essere nel caso può costituirsi, cioè può fare domanda e costituirsi. Sto riflettendo. Se lei dice che ogni forma giuridica che esercita un'attività economica, io faccio un progetto e ci costituiamo un'associazione no, stavo pensando un attimo. No, la risposta è sì. Sì. La risposta è sì. Quindi anche un'associazione semplice. Un'associazione, perché altrimenti non si costituisce, voglio dire. Era una domanda. No. Cioè non era peregrina. No. E siccome c'è un allegato a questa domanda, siccome nelle start-up o nelle nuove costituzioni si parla di under, no? Devono essere al di sotto, soprattutto giovani. Questo è un elemento di valutazione di premialità. La definizione delle percentuali di giovani e l'età, eccetera, verrà condivisa con gli altri bandi, perché il criterio sì, è un criterio che vale per tutti, vale anche per noi, però il valore numerico da attribuire a questo elemento premiale verrà esplicitato con il bando. Grazie. Scusi, supponga che ci sia una SRL che già esiste da anni, che svolge attività legata non direttamente
d'attività culturale, ma di fatto attività legate all'elaborazione dati e tutta una serie di altre cose, e che abbia già iniziato un'attività produttiva, supponiamo, di film documentari importanti, già riconosciuti da terzi, e che già ha avviato questa iniziativa. Il fatto di allargare lo statuto, no? Includendo l'attività culturale, più specificatamente la produzione dei film documentari a contenuto esclusivamente culturale, può considerarsi questo inizio di attività come una start-up, o la start-up, la parola start-up nel codice civile italiano non esiste, neanche nel codice fiscale, significa semplicemente una partenza. Allora, la partenza di una iniziativa all'interno di una società già esistente, iniziativa nuova, per cui, ripeto, con modifica dello statuto e integrazione dell'apertura alla Camera di Commercio, può considerarsi start-up? Secondo me è un consolidamento questo, perché è un'impresa già esistente, voi migliorate il vostro prodotto creando un ramo d'azienda diverso e specialistico, quindi è un consolidamento. Con l'impegno di fare Buonasera, Stefano Cragiò. Volevo sapere se rientra all'interno dei soggetti che possono essere aggiudicatari di una parte di queste risorse anche una rete di professionisti che costituiscono un'associazione di professionisti di fatto, con l'obiettivo di strutturare meglio le proprie attività già esplicate in ambito culturale come freelance. E quindi se tra gli obiettivi di questa, come dire, candidatura c'è quella di costruire una rete che permetta a 2 o 3 professionisti freelance del mondo delle imprese culturali di lavorare meglio in modo più strutturato. Si costituiscono come imprese. Si presentano, quindi rientra nel bando delle cosiddette start-up, diciamo. Anche se tutti esercitano in ambito culturale già provata e documentata attività. Può essere anche un'aggregazione di imprese che fanno domanda di consolidamento. Ma lei non parla di aggregazione, lei non parla di imprese, lei parla di singoli professionisti o di imprese? No, io parlo di parlo di singoli professionisti, riferendomi a quell'articolo in cui si parla di qualunque entità anche a titolo esercitati a titolo individuale, quindi se in quel caso rientrano dei professionisti, delle partite IVA, ritengo di sì, e quindi in quel caso rientrerebbero non nel bando di consolidamento, ma nel bando. In questo caso possono rientrare, in realtà possono rientrare sia nel primo che nel secondo, perché o si costituiscono come impresa, di 3 ne facciamo un'impresa che fa questo tipo di attività, che svolge quindi con tutto ciò che significa formare una nuova impresa, oppure creiamo un'aggregazione e quindi partecipiamo come nuova impresa, oppure ci mettiamo insieme, creiamo un'aggregazione di imprese, facciamo domanda come aggregazione per un progetto di consolidamento. Sì, ma quello che chiedevo io è se l'associazione di imprese, se un'associazione di imprese è considerata come una possibile impresa. Ha presente l'associazione di professionisti? Quella è la domanda prima che poneva l'osservazione che veniva posta. Secondo, guarda, io mi chiedo, su questi elementi così specifici dobbiamo attendere il bando, perché, ripeto, sono quanti... Sì. Oppure, se nel frattempo, voglio dire, potete anche trasmetterci per mail, e poi appena avremo i bandi, quindi prima di poterci vedere per la distribuzione, per la diffusione, insomma, per la comunicazione sui bandi, possiamo comunicarlo. D'accordo, grazie. Volevo sapere, nel caso di nuove imprese, la disturbazione 35.1, come faccio a dimostrare e in che misura posso dimostrare la competenza in materia essendo una nuova impresa? Se è possibile avere qualche esempio pratico, non riuscivo a capire come posso dimostrare la competenza nel momento in cui sono o del soggetto personale, quindi nel momento in cui... Esatto, cioè nel momento in cui io, voglio dire, esisterà un nucleo di valutazione, chiamiamolo nucleo di valutazione, poi magari avrà un altro, ma insomma esisterà un gruppo di persone che prenderà in mano
il progetto e dovrà sentirsi confortato, perché poi sarà questo, su degli elementi di valutazione. E quindi anche è chiaro che per definizione una nuova impresa non può avere un'attività precedente, ma il soggetto che fa quel tipo di proposta può dimostrare una competenza specifica, fosse altro che una competenza specifica di carattere accademico, per esempio. Accademico oppure che Può ne so, essere. hobbistico, cioè può essere sufficiente anche un'esperienza. Cioè è uno che deve dimostrare il valore di un progetto e deve dimostrare anche che quel progetto non è presentato così come il sogno di un minuto, ma invece è motivato, ha delle ragioni e anche e le cose che scrivo sono anche sostenute da una competenza personale. Ecco, cioè. Ok, grazie. Altre domande? Qua. Buonasera. Per quanto riguarda la premialità concernente la partecipazione finanziaria degli incubatori nelle start-up, quindi misura 351, volevo capire se sono previste altre forme di partecipazione, esempio valorizzazione in kind, cioè l'incubatore che mette a disposizione della start-up degli spazi oppure che dà a titolo gratuito dei servizi. O se si intende partecipazione finanziaria del capitale sociale della start-up. In realtà è un criterio di carattere generale, quindi questa è un'interpretazione, ma dal momento che qualsiasi servizio fornito da un incubatore ha un valore comunque economico, l'avere a disposizione degli spazi gratuiti piuttosto che dei servizi gratuiti sono elementi che hanno ne abbattono i costi, quindi si può riportare comunque ad una partecipazione economica. Grazie. C'è l'altra sala che altrimenti non sente se non parlate con te. Buonasera, intanto chiedo scusa ma ho bisogno di una semplificazione della cosa. Allora, noi siamo di un'associazione nata in provincia, in un paese della provincia, un'associazione culturale di promozione sociale che si interessa, si occupa prevalentemente di recupero scolastico, di sostegno alle difficoltà particolari dei bambini e poi si allarga alle mamme, per esempio, ai giovani con uno sportello, eccetera. La mia domanda è questa: se noi facciamo un preventivo di spesa perché servono dei testi particolari per le difficoltà particolari dei ragazzi o dei bambini, servono dei programmi telematici, delle postazioni con dei computer, serve l'arredo di un ambiente per lo sportello o per l'accoglienza delle mamme entro un anno di età dei piccoli, quindi un punto di incontro. Cioè facciamo un progetto di spesa, potrebbe essere accettato o anche no in base al progetto. Se viene accettato e viene finanziato, noi possiamo presentare preventivi di spesa o dobbiamo presentare il pagamento di quanto è stato acquistato? Grazie. Sì, allora io non so innanzitutto se il tipo di attività, dico non so perché penso che non sia in realtà, perché è più un tema di carattere sociale che un contenuto di natura, diciamo così, culturale. Detto questo, nulla vieta comunque che si possa fare domanda, chiaramente. E in ogni caso, le spese verranno, la liquidazione del contributo avverrà sulla base di una rendicontazione che certifichi il pagamento delle spese sostenute. Quindi il bonifico con il CRO
Naturalmente anche qui, attenzione, vale la pena ripeterlo perché qualcuno poi si accettano solo alcune, non si accettano forme di pagamento in assegno, non si accettano forme di pagamento in cambio merce, si accettano quindi soltanto quelle forme di pagamento che sono tracciabili, quindi conto corrente, non in nero. Quali soggetti hanno già avuto questi fondi con il precedente bando? Quanti sono? Nicola, mi fai delle domande? Allora, ritengo che con il precedente bando, quindi quello per la digitalizzazione delle sale, abbiano partecipato, mi pare, 43 richiedenti con un finanziamento, mi pare, perché veramente un articolo della Dinandola, voglio dire, sì, sono 2 milioni di euro, non potrei mica che mi ricordo tutti i beneficiari di contributo, circa una cinquantina per 2 milioni di euro. Sì, aveva una caratteristica particolare quel bando, e cioè dal momento che è stato, era su 2007-2013, i finanziamenti, il bando, i 2 milioni ce li hanno dati nel 2012, il bando è uscito il 30 dicembre del 2012, mi piace la precisione, e quindi abbiamo chiesto che in sostanza il contributo era automatico, perché nella domanda doveva essere già, le spese dovevano già essere dimostrate e sostenute. Quindi sarà abbastanza facile alla fine. Che tempi ci sono poi di effettiva assegnazione? Dunque, se tu ottieni, allora, ricevi il contributo il 1° gennaio, ok? Non prendere nota, è il 1° gennaio. Quindi il 1° gennaio. Poi uno dice quanto tempo ho per realizzare, ti comunica, guarda che io ho ottenuto questo contributo, devi sottoscrivere una serie di impegni, ce li comunichi, ok? A quel punto tu inizi il tuo lavoro, se tu e hai dei tempi per poter realizzare questi lavori, quindi non sono io regione che decido quando devo pagare te, ma sei tu che decidi quando realizzi i lavori, perché se tu i lavori realizzi nell'arco di 2 mesi, il contributo lo hai liquidato in 3 mesi, ok? Se ci metti 2 anni, il contributo lo avrai liquidato in 2 anni, e forse anche no, perché a quel punto, se non scatta il meccanismo della proroga ed esci dal periodo di finanziabilità, devi dare dei tempi nei quali tu presumibilmente riesci a finire il progetto in maniera che poi viene finanziato, perché viene liquidato, è il termine liquidato. Cioè tu parti con il tuo progetto nel momento in cui ti è stata comunicata l'assegnazione del contributo, ok? Dopo quanto viene? Dipende da quando realizzi i lavori, perché sei tu che devi dimostrarmi, perché io ti liquidi, tu devi dimostrarmi la spesa sostenuta. Prego. Forse è risolutivo dire che non ci sono anticipazioni. I soldi arrivano una volta che prima si tiri fuori, paghi le fatture, e quando hai pagato le fatture e quotato le fatture, le consegni e si consegna la regione eroga il contributo. Dopo quanto tempo eroga? Questa è la questione, cioè, capito? Però uno si espone con spese piuttosto consistenti, dopodiché la regione ti liquida dopo 2 anni. Questo... No, non ti liquida più, perché sono stati dei meccanismi normativi che obbligano di liquidare subito. Chi valuta i progetti? C'è già un gruppo, ci si può conoscere chi valuta i progetti? Diciamo noi, ma l'autorità di gestione, delle competenze specifiche, ci saranno delle professionalità specifiche che sapranno leggere dei piani finanziari, dei progetti di sostenibilità, perché la capacità di valore culturale è una cosa, tutti gli elementi legati alla sostenibilità economica di un progetto servono delle competenze specifiche.
che francamente non sempre si trovano nei dipartimenti. Faccio la quarta domanda, se no. Fai la quarta domanda, dai. La quarta domanda esula un pochino perché stiamo parlando cos'è che mi dici? finanziamento, cioè più sai quale sarà la quarta domanda, più o meno sarà qua. Cioè, l'assessore si presenta dicendo che le attività culturali sono molto importanti, però sappiamo bene che il 2015 ha tagliato metà il budget della Regione Veneto su queste attività. Cioè, la Regione Veneto dei 5 milioni di euro che metteva è arrivata a 2 milioni e mezzo di euro, a secondo queste tabelle che sono state un po' girate, e insomma è stato un bel taglio, insomma. Se vuoi rispondere a questa domanda rispondo, se no, visto che esula un pochino dal contesto. Ecco. Devo ringraziare, lascio insomma. Grazie a tutti e alla prossima, visto che è stato detto che prima dei bandi avremo un altro incontro. Grazie ancora.